Potere al popolo, si ritorna in studio, ancora il buongiorno, buon mattino, Sammy Varina alle 11.04, grazie per aver scelto la nostra controinformazione, come di consueto un menù ricco di ospiti, tra pochissimo ci colleghiamo con il Senato, canta la messa, poi avremo la musica indipendente con Martina Marchetti, i bacchettoni di informazione cattolica con Matteo Orlando, ma vi ricordo che a mezzogiorno ritorna la Belva Civile, la nuova trasmissione con l'onorevole Nicola Ottaviani, che oggi ci parlerà di argomenti che magari non sono stati espletati al massimo negli scorsi giorni, ad esempio Moody's, l'agenzia che continua a fare i complimenti all'Italia, i bambini strappati dal bosco e la violenza sessuale, che è violenza sempre praticamente, e tu devi dimostrare, tu uomo, devi dimostrare che non sei un violentatore. Di questo ed altro interessantissimo vi parlerà a mezzogiorno Nicola Ottaviani. Poi nel pomeriggio alle 15 chiudono le urne e quindi vediamo come saranno andate le elezioni, prima di tutto in Veneto, ma anche in Campania e in Puglia, con una speciale diretta con il nostro direttore Sallusti, con Antonino Danna, ma anche con altri ospiti che arriveranno da tutte le parti e con le vostre telefonate. A proposito di messaggi e telefonate, ne ho tantissimi che mi avete inviato durante la rassegna stampa al 340 6709 659, come minimo li devo leggere tutti, fino all'ultimo. Che fa? Sta nevicando ancora, Max? Max di Carbonia, che oggi finalmente ha un po' di vacanza e può ascoltarmi. Basta neve, però ho visto che si è affioccato in alcune parti del nord nel weekend. Anche in Sardegna non è andata niente male, un po' di atmosfera ci vuole. Abbiamo cominciato anche ad accendere le luci di Natale, una volta tanto, non abbiamo fatto i tirchioni, luci dappertutto, e allora che luce sia! Chi è che voleva, lascia stare quella cosa lì, Dux Ducis, eccetera, voi fascistoni all'ascolto, è chiaro che accendete la luce a forma di duce, ce ne andiamo in cui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi. Ma io ho sentito dai banchi delle opposizioni le critiche, giustamente, dal loro punto di vista da questo provvedimento, e così come l'ho sentito la settimana scorsa sul PMI. Mi piace ricordare però che su questo provvedimento dal 2009 al 2022 le vecchie maggioranze hanno emanato solo due volte una legge sulla concorrenza. Questo governo in 3 anni 3 volte. Lo stesso si potrebbe dire per quel che riguarda le leggi sulle PMI, che abbiamo fatto annuale proprio per poter correggere di anno in anno. La settimana scorsa un mare di critiche dall'opposizione, quando in 14 anni hanno avuto la possibilità di fare un provvedimento a sostegno delle PMI e non è stato fatto. Quindi ragionano col senno di poi senza intervenire come avrebbero dovuto fare. E perché non è stato fatto? Perché noi dobbiamo avere il coraggio di dire che in quest'anno, in questo paese, per tanti decenni è mancata la politica industriale. Alcuni amici diciamo dell'opposizione potrebbero dire che c'è stata la misura Industria 4.0, che per carità è stata una misura valida, ma diceva mio padre anche un orologio rotto 2 volte al giorno funziona, e quindi che ci sia un provvedimento che abbia avuto, voglio dire, che abbia sortito gli effetti, sarebbe anche ingiusto negarlo. Dicevo, ma perché è mancata una politica industriale? Per 4 motivi principali. Il primo, 68 governi in 76 anni. Un governo ogni anno e 2 mesi. Noi in un anno e 2 mesi non riusciamo a fare una ristrutturazione di una casa, immaginiamoci a avviare una politica industriale. Mi piace ricordare che questo governo e altri 2 governi centrodestra sono i governi più longevi della Repubblica Italiana, perché il centrodestra è unito da un'unità di valori, di obiettivi, cosa che non c'è nel centrosinistra. Secondo argomento, la politica negli ultimi decenni si è fatta prendere da un'ansia da prestazione.
ha legiferato solo in base a ieri, oggi e domani e non ha pensato all'Italia del 2050 e del 2100. Mi piace ricordare l'immane lavoro che sta facendo il ministro Salvini nel cantierizzare tutta l'Italia, facendo partire migliaia di cantieri, proprio perché non si sta pensando a domani e dopodomani, ma ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. Potrei continuare con il fatto che questo paese, per una politica miope del centro-sinistra, ha affidato gran parte della politica industriale all'Unione Europea, Unione Europea che con delle folli politiche green ha ridotto in povertà le industrie italiane e le industrie europee. Mi fa piacere che anche dall'opposizione qui, che è maggioranza a Strasburgo, oggi si diventi critici nei confronti di questi provvedimenti. La Lega è stato il primo partito a dirlo. E da ultimo, e vengo al tema del giorno, c'è una parte di questo paese, della minoranza, che ritiene che la ricchezza la debba produrre lo Stato. Noi riteniamo che la ricchezza la debba produrre le imprese e lo Stato debba essere di supporto alle imprese e lo Stato deve solo regolamentare il lavoro che devono fare le imprese. Ed entro nel merito del provvedimento. Per quel che riguarda, sono tanti punti importanti che abbiamo varato con questo provvedimento. Abbiamo scelto di concentrare il nostro impegno su un obiettivo chiaro e concreto: migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, rafforzare il trasporto pubblico regionale e potenziare il trasferimento tecnologico verso le imprese. Tra i temi principali di questo intervento spiccano il rafforzamento dei controlli sulla gestione dei servizi affidati dagli enti locali, l'introduzione di sanzioni in caso di mancata trasparenza. Introduciamo importanti innovazioni per il trasporto ferroviario regionale e per l'organizzazione degli aeroporti minori, innalzando da 1 a 5 milioni la soglia di passeggeri che consente di accedere a procedure semplificate. Un'altra misura prevista importante nel DL Concorrenza è rivolta al mondo delle libere professioni, più precisamente all'articolo 9. Interviene sul funzionamento delle società tra professionisti. L'obiettivo è quello di eliminare le incertezze interpretative che in questi anni hanno generato numerosi contenziosi all'interno degli ordini professionali. Con norme strategiche come quelle dedicate alle fondazioni per il trasferimento tecnologico intendiamo sostenere l'innovazione, rafforzare le filiere produttive e imprimere un nuovo slancio alla crescita economica del Paese. Tornando al trasporto pubblico regionale, il disegno di legge estende per la prima volta a questo settore tutti gli obblighi di trasparenza e di ricognizione della modalità di gestione degli affidamenti già previsti per i servizi pubblici locali. Rilevanti anche le innovazioni in tema di trasferimento tecnologico alle filiere produttive nazionali finalizzate a favorire la diffusione delle conoscenze nei settori industriali. Il provvedimento interviene poi inoltre anche sull'accreditamento sanitario, introducendo criteri specifici per favorire la concorrenza e agevolare l'attività del tavolo interistituzionale incaricato di definire i requisiti per lo svolgimento delle gare. Il testo prevede anche delle fattispecie sanzionatorie nuove per l'uso professionale di prodotti cosmetici non conformi all'etichettatura o potenzialmente rischiosi per la salute. Tali modifiche, più in generale, mirano a colmare le lacune sanzionatorie oggi esistenti e rafforzare la sicurezza dei consumatori e garantire una concorrenza leale nel mercato dei prodotti per la cura della persona. Il disegno di legge pone con forza l'accento sul monitoraggio e sulla trasparenza. Non sono solo dichiarazioni, ma obblighi concreti di pubblicazione, controllo e sanzione. Allargando un po' il discorso, potremmo dire che questo paese negli anni 60-70 è partito con delle privatizzazioni. Pensiamo al mondo delle telecomunicazioni, pensiamo al mondo bancario. E qual era l'obiettivo? Migliorare l'efficienza dei servizi e favorire una concorrenza. È innegabile che in taluni casi qualche azienda abbia abusato della posizione dominante nei confronti di altre aziende e questo a danno dei consumatori. Ma questo non può andare a danno del libero mercato che tanto ha dato a questo paese, perché c'è qualcuno che vorrebbe tornare a uno statalismo che ha fatto tanti danni nei primi anni '80. E perché dobbiamo continuare su questa strada? Perché questo governo sta dando i suoi frutti ed è bene ricordarlo a noi e a quella parte del paese che tifa per l'Italia solo quando sono loro a governare. Cito
velocemente i punti. Società di rating promuovono il nostro paese. Il tasso di disoccupazione è il più basso di sempre. Il tasso di occupazione è il più alto di sempre, anche al sud, anche per i giovani e anche per le donne. La riduzione del deficit, la riduzione dello spread. Per i salari, che si dice che i salari in Italia sono bassi, ed è vero, ma mi piace ricordare che nel 2024 nell'area OCSE, mentre l'area OCSE cresceva dello 0,8, i salari in Italia sono nati del 3,4, e potrei continuare anche con la borsa che ha sfondato, voglio dire, l'indice dei 34.000 punti. Tutti questi dati, non la Lega, non la maggioranza, non il governo Meloni, ci dicono che siamo sulla strada giusta. Per questo convintamente andiamo avanti e per questo votiamo favorevole come gruppo Lega a questo provvedimento. Grazie. Qui Parlamento. Credimi, ho sempre le stesse paure. Fino a qui ho seguito ogni mia emozione. Ma se vuoi conta su di noi, non lasciarmi mai. Penserai che prima o poi mi guarderò indietro. Resto in aria, non mi basta la certezza di una notte data. Ora che la luce se ne va, e rimango sola con me. Ricordami, piove forte se mi guardi con occhi lucidi. Mi prendi la mano e giochiamo a sentirci liberi. Piove forte, noi parliamo con occhi lucidi. Pensa che stupidi. Poi ti urlerò di andartene, ti lascerò andare, ma io non voglio pentirmene, non voglio ricominciare. Una notte per distruggerci, cuori all'alba come pugili. Ma se vuoi conta su di noi, non lasciarmi mai. Penserai che prima o poi mi guarderò indietro. Resto in aria, non mi basta la certezza di una notte tarda. Ora che la luce se ne va, e rimango sola con me. Ricordami, piove forte se mi guardi con occhi lucidi. Mi prendi la mano e giochiamo a sentirci liberi. Piove forte, noi parliamo con occhi lucidi. Pensa che stupidi. Occhi lucidi, sembra quasi un sogno questa canzone, anche perché ma vi capita ancora di farvi vedere dal vostro lui, dalla vostra lei con gli occhi lucidi, quando vi emozionate per qualche cosa, quando vi scende una lacrima, avete coraggio di mostrarvi, vi mostrate ancora fisicamente davanti a qualcuno? Guarda che non sono domande stupide, perché ormai siamo schiavi di questi telefonini e quando ci si mostra si mette il filtro e quindi qualunque cosa salta fuori un'altra persona. Occhi lucidi è la nuova canzone di Martina Marchetti che abbiamo con noi. Ciao!
Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Come Ciao. stai? Va bene, grazie. Dai, benino, siamo qua belli tosti anche oggi con la nostra rassegna stampa, tutte le cose belle che succedono nel mondo. Non ce n'è una, ma ci sei tu, Martina Marchetti, con questa nuova canzone che ci fa pensare appunto al fatto che forse dovremmo essere un po' più noi stessi e non nasconderci dietro a uno schermo, un monitor. La Martina Marchetti è classe 2005, targata Bergamo, giusto? C'hai la targa Bergamo? Esatto. Ok, hai dei brani caratterizzati da una grande intensità emotiva e qualcuno mi sta scrivendo in questo momento che ha una splendida voce che ricorda quella di Ornella Muti. E non è male, perché in effetti in questo pezzo stai sussurrando proprio e parli al cuore, e alla mente, e cerchi di trasmettere un'emozione che va al di là della bravura della cantata, ma c'è qualcosa di più ancora forte e potente. Cosa hai voluto trasmettere tu con questo pezzo Occhi Lucidi? Perché poi ognuno di noi, lo sai, lo recepisce in modo diverso il brano. La Martina Marchetti cosa ha voluto dire in questa canzone? Con Occhi Lucidi ho voluto trasmettere la difficoltà di mostrarsi appunto, come dicevi tu, per quello che si è, di ricominciare qualcosa di nuovo, da capo soprattutto, e soprattutto per le ragazze e i ragazzi della mia età è un pochettino più complesso dal mio punto di vista far cadere la maschera, perché viviamo in un mondo costruito su un social, cioè su un telefono, su uno schermo, quindi è semplice fingere di essere chi vogliamo essere. Invece la parte più difficile secondo me è accettare di essere chi noi siamo e cercare di dimostrarci che va bene chi siamo. E appunto io ho scoperto di voler cantare perché voglio sentire, voglio emozionarmi, e questo è quello che voglio trasmettere e quello che faccio. Quindi, capito, signori, cantare a volte significa ritornare con i piedi per terra e quindi scendere dal pero, come si dice in gergo, ma anche spegnere per un attimo, mica per troppo, il telefonino ed essere noi stessi, guardarci negli occhi, anche a volte se sono lucidi. Facciamo vedere, Francesco, la foto a proposito di guardarci negli occhi, perché Martina Marchetti è stata a trovarci qualche tempo fa e guarda questa foto come mi guardavi, proprio più o meno come mi guarda ogni tanto qualcuno in redazione, come per dire: ma che cazzo sta dicendo questo qua? Mi guardavi con una faccia, ma no, non è vero, non è vero. Però per dire, tornarsi a guardare, a darsi la mano, a dire ciao, ci siamo, ci sono, e quindi basta virtuale almeno per un pochettino e celebriamo il fatto di essere vivi, presenti e di rispettarci, a volte anche certamente avendo dei pareri differenti, litigando, eccetera. Martina, pensi che questa cosa sarà mai possibile? Stamattina abbiamo parlato di quella triste vicenda dei ragazzini che sono stati strappati ai loro genitori perché vivevano in un bosco. Dove stiamo finendo secondo te? Saremo sempre più schiavi di questi telefonini che ci portano in un'altra realtà? Tu, nella tua giovinezza dei 20 anni, che cosa fai per cercare di essere più viva, più presente? Non dirmelo che indovino, canti. È vero, è vero. Sì, è vero. Sì. In questo mondo penso che la vera sfida sia appunto cercare di vivere la vita senza costruzioni, cioè vivere la vita senza schermi. Non so se si riuscirà ad arrivare a un punto in cui questi non ci siano, perché effettivamente, cioè, se pensiamo alla storia e all'evoluzione del mondo, alla fine hanno portato anche a cambiamenti positivi, oltre che negativi. Ovviamente ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Certo. Però assolutamente, almeno per noi giovani soprattutto, è essenziale che riusciamo a distinguere il fatto che, ok, che ci possono essere aspetti negativi, però può essere una scelta l'avere il telefono, avere i social, cioè nel senso non definiscono chi siamo,
ma possono aggiungere un plus nella nostra vita. Ecco, penso che quando raggiungeremo il punto in cui lo schermo e il telefono diventano un plus e non definiscono chi siamo, allora forse lì si potrà davvero dire che la sfida si è vinta. Esatto. E poi convincere la gente che è meglio parlarci tra di noi e non parlare con l'intelligenza artificiale. Adesso pare che ormai sia normale per tutti quanti. Se vuoi sapere qualcosa, la chiedi non a un tuo amico, una tua amica, a tuo padre o a tua madre, ma la chiedi all'intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale ti fa qualunque cosa. Adesso ti mostra una bella ragazza e non ti dico cazzate, su Instagram mi sta già apparendo questa cosa, ti mostra una bella ragazza che è pronta a fare tutto quello che vuoi. Tu gli dici accarezzati i capelli e lei sorridendo ti accarezza i capelli. Tu gli dici inginocchiati e quella si inginocchia. Ragazzi, questa è una pubblicità che appare su Instagram, non è una roba normale. Chiaramente ci sarà anche l'opposto, ci sarà il bel ragazzo che ti fa tutte queste cose. Martina, stiamo andando verso un mondo molto molto strano e voi giovani in qualche modo dovrete fare la differenza, soprattutto voi artisti, voi che avete una sensibilità più forte o che riuscite a sfiorare corde diverse rispetto alle nostre. Martina, devi, mi raccomando, inventarti qualche cosa per riavvicinare soprattutto i giovani alla fisicità, anche grazie alla tua bella voce, perché ribadisco, mentre ti sto parlando stanno arrivando altri complimenti per te, e è importantissimo veicolare buoni propositi, belle idee, anche attraverso la bellezza, ma anche semplicemente attraverso una canzone, come può essere questa intitolata Occhi lucidi, che nella sua dolcezza ti porta quasi in un mondo etereo, ma un mondo etereo dove ancora ci si guarda negli occhi e non si ha vergogna a far vedere che hai gli occhi lucidi e che sei dispiaciuto per un qualche cosa o che magari sei solo contento di aver rivisto un vecchio amico. Martina, cosa bolle in pentola? Cosa stai preparando? Dove ti possiamo trovare? Sui social? Ma non soltanto, chiaro, per questa volta ti perdono che non sei venuta a trovarmi in studio, ma a proposito di fisicità, di occhi lucidi, prossimo giro ti vogliamo qui a Milano, eh? Assolutamente sì. Potete trovarmi sui social, su Instagram, Marchetti Martina Official, su Spotify, Martina Marchetti. E per programmi futuri, allora, mi è stato proibito di rivelare Ecco. progetti futuri, però c'è una cosa che posso dire, che ho tantissima voglia di fare. Ho davvero tanta voglia di mettermi in gioco e di vivere, ecco. E questo è importante, assolutamente, di vivere anche senza l'intelligenza artificiale che ti dice cosa fare. Usa il tuo cervello, magari fai qualche stupidata ogni tanto perché ci stanno bene, ma fai capire, insomma, che siamo genuini. Come dico sempre, voi indipendenti avete questa marcia in più e potete fare quello che volete. Nessuno vi obbliga a incidere un pezzo ogni 15 giorni o a fare la canzone così o in quell'altro modo. Potete dire la vostra e quindi è bello esserci anche in questo. Per il resto, Martina, prossimo giro ti aspetto nei nostri studi, ok? Va benissimo, grazie. Alla Grazie prossima. mille. Ciao, Martina Marchetti da Bergamo, signori, e minimo con un saluto agli amici di tutta Italia che ci seguono e ci scrivono al 3406709659. Lo ricordiamo, oltre che su Facebook e su YouTube, oltre che sul sito radiolibertà.net e sulla app Radio Libertà da scaricare sul vostro cellulare, a noi ci ascoltate in tutta Italia sulla banda DAB della vostra radio, Digital Radio. Ricordate che oltre all'FM
oltre alla M, adesso c'è anche una banda che si chiama Dub ed è carina a farci un giro perché lì trovate anche un fracco di radio nuove, quella che fa disco music, quella che fa jazz, quella che fa soltanto musica classica e ce n'è una che parla. Siamo noi, Radio Libertà. Provate l'emozione, schiacciate Dub con estratta tutta la vostra antennina, no? La vostra radio fa la ricerca automatica come il televisore di tutte le emittenti che ascolta e poi andate in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà e scoprite la nostra radio che si ascolta da Milano a Palermo senza nessuna interferenza, ma soprattutto senza utilizzare internet. Quindi frega niente se avete l'abbonamento, non ce l'avete, se avete pochi o tanti gigabyte, si utilizzano ancora le vecchie onde elettromagnetiche, ma quelle digitali, per cui quando va un pezzo musicale sentite un audio stratosferico. Non ci credete? Restate lì perché dopo il grandissimo Acerbis ascolterete il pezzo Salvami tu di Marzo e vi assicuro è roba buona e suona bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, così si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro, è meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Parole che mi incantano, come restami addosso stanotte, che fare questo sabato? Avrai tutte le scuse pronte, ore e ore contro il tuo fa niente. Mi ripeto per favore, conta fino a 7. Parole che si perdono e tu dici che non te ne importa se mi ritiro tardi dal mio loop. Poi sembrava a tirare la corda, come mascheri l'amore, proprio quando serve veramente un paio d'ore. Morirò con un salto nel blu, correrò solo se ci sei tu, griderò sotto il cielo, sia un vero mistero. Che cosa nascondi davvero? Amore, salvami tu, oh, e spaccami in 2 per un po'. No, non so che mi tirerai su. Di solito i baci non ci penso più. Il
tempo scorre un po' ci invidierà. Voglio girare la clessidra a quelle prime volte al cinema e a quei sorrisi di sfuggita nelle nostre giornate di sole. Chiudevamo al buio di una stanza soltanto per noi, ma restano due ricordi di scorta, ci prendono anche se cambiano forma. Io ti dirò sotto il cielo, sei ciò che volevo, che cosa nascondi davvero? Amore, salvami tu, oh, e spaccami in due per un po'. No, 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 lo so che mi tirerai su, di solito i baci non ci penso più. La, 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 la. Na, 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 la, 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 la. No, 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 lo so che mi tirerai su, di solito i baci non ci penso più. E questa è un po' la versione maschile della canzone che abbiamo ascoltato prima, Occhi lucidi di Martina Marchetti. Lui si fa chiamare in arte Marzo, Salvami tu, è il nuovo singolo di questo artista che fonde atmosfere indie pop con arrangiamenti acustici e qui parla della forza dell'amore nei momenti di fragilità. È descritto come una richiesta emotiva che si rivolge a una persona amata, la forza dell'amore come ancora di salvezza nei momenti di fragilità, una richiesta di aiuto silenziosa rivolta a chi si ama, una richiesta d'aiuto da farla magari proprio davanti a lui, davanti a lei, con gli occhi lucidi. Si ritorna ad argomenti profondi, ad argomenti veri di fisicità. Cerchiamo di stare sulla fisicità, stando naturalmente all'ombra della principale notizia di quest'oggi, ancora su tutti i giornali, la vicenda dei bambini strappati ai loro genitori solo perché vivevano in un bosco. Oggi Sammy Varin vi ha consigliato di acquistare ogni quotidiano, nel senso che non è che li dovete comprare tutti, ma è vero, ogni quotidiano oggi aggiunge un tassello a questa triste vicenda. I giornalisti stanno facendo un lavoro, posso essere volgare, bastardo nei confronti di questa famiglia, cercando di sfrugugliare e di capire le cose che non andavano, tanti piccoli fatti negativi che avrebbero indotto i giudici a sottrarre i bambini a questa situazione di chiusura verso il mondo esterno. Ma quanto erano chiusi al mondo esterno, ci chiediamo noi? Una delle domande che vi ho sparato nell'etere e voi mi avete risposto con decine e decine di messaggi al 340-6709-659 che vi leggerò tra pochissimo. Il tempo dei bacchettoni, e già, perché ogni lunedì dopo le 11:30 è il momento di collegarci con il direttore di informazionecattolica.it, un sito internet da sbirciare ogni tanto perché vi dice cose in un modo che altri non osano dire, sicuramente in un modo cattolico, a volte bacchettone, ma come dico io che fa bene alla salute perché ci fa capire quanto è davvero vero, la verità stia nel mezzo. E allora linea a Matteo Orlando. Buon lunedì Sammy, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Nella nostra rassegna stampa settimanale di informazionecattolica.it e infobreak.it cominciamo oggi con una serie di articoli pubblicati sul nostro primo sito, Informazione Cattolica. Stamane il professor Nicola Incampo riflette sulla droga attraverso un articolo dal titolo «Professore, mi aiuti a uscire dal tunnel della droga». Un ex insegnante incontra per strada un suo ex alunno, Marco, oramai trentenne e segnato dalla dipendenza. Il giovane, con coraggio e disperazione, gli chiede aiuto per uscire dalla droga e l'episodio diventa spunto per riflettere sulla fragilità dei giovani, sull'aumento delle dipendenze in Italia e sulla carenza di servizi sociali ed educativi capaci di intercettare il disagio. La richiesta di aiuto, rileva,
che la scuola resta spesso l'ultimo punto di riferimento umano e l'insegnante si attiva come ponte verso i servizi sociali, ricordando che nessuno si salva da solo, una società che ascolta può salvare vite e la storia diventa così monito collettivo sulla necessità di educazione emotiva, presenza adulta, comunità e prevenzione. In un secondo articolo stamane abbiamo parlato di quanto ha subito ancora una volta l'associazione Pro Vita e Famiglia, che ha denunciato un nuovo episodio di violenza durante un corteo transfemminista a Roma, dove diversi manifestanti hanno bruciato appunto dei manifesti dell'associazione e urlato frasi minacciose. L'episodio viene interpretato da Pro Vita e Famiglia come un atto di intimidazione squadrista di sinistra e del collettivo LGBT, favorito da anni di demonizzazione politica e mediatica contro questo movimento pro-life. L'associazione richiama la contraddizione di atti violenti compiuti proprio nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e chiede una chiara presa di distanza da parte di istituzioni e politica. L'accaduto naturalmente si inserisce in una serie di precedenti attacchi contro la sede romana e non solo della stessa organizzazione. Stamattina Matteo Castagna, in un editoriale dal titolo "I fatti sono figli delle idee", ha fatto una riflessione partendo da un principio filosofico, cioè le idee giuste generano buoni frutti e quelle sbagliate creano disordine. E nel suo articolo Castagna ricorda la figura del conte Medolago Albani, un cattolico impegnato nell'Ottocento che esortava a diffondere principi sani per contrastare le ideologie rivoluzionarie e anticristiane del suo tempo. L'autore paragona quel contesto alla società attuale, che ritiene dominata da secolarizzazione, relativismo, consumismo e perdita di senso del peccato. La cultura contemporanea, secondo Castagna, rifiuta la sofferenza, relativizza la vita nascente ed esalta un individualismo quasi divinizzato. L'autore richiama anche Dante e il pensiero cristiano per ribadire che la libertà autentica è possibile solo nella verità oggettiva, oggi soffocata da soggettivismo e nichilismo. Il decadimento morale e spirituale viene letto da Castagna come frutto di idee errate coltivate per secoli. In un altro articolo intitolato "Lo smartphone babysitter", Don Antonio Nuara ripercorre l'evoluzione dei telefonini fino agli smartphone attuali, evidenziando come questi dispositivi oggi diffusissimi siano spesso usati senza responsabilità. Don Antonio denuncia i rischi: contenuti violenti, pornografici, gruppi online che fomentano odio e persino il suicidio, truffe, superficialità comunicativa. E lo smartphone diventa per molti un surrogato affettivo, segno di solitudine e di immaturità, e può compromettere la crescita emotiva e sociale dei giovani. L'uso dello smartphone nei bambini produce danni, negli adolescenti invece produce vuoto interiore e impulsività. Anche il dibattito sull'intelligenza artificiale richiede responsabilità e l'autore sostiene la scelta di alcune scuole di vietare il cellulare in classe per favorire la capacità di pensare e di relazionarsi. In un articolo molto approfondito dal punto di vista filosofico, Alvise Parolini, in un testo dal titolo "L'Islam è un banco di prova", propone una complessa riflessione sul ruolo dell'Islam nella storia religiosa e culturale. L'autore tenta una islamodicea, cioè una lettura dell'Islam dentro le categorie cristiane, sostenendo che il mondo musulmano possiede una forza culturale e spirituale che oggi l'Occidente sembra aver perduto. Vengono delineate due anime dell'Islam, quella sciita, orientata allo scavo spirituale, alla filosofia e alla tradizione, e quella sunnita, più intuitiva, tecnica e artistica. L'articolo riconosce il grande contributo storico dell'Islam alla civiltà e affronta il tema del rapporto tra il Dio musulmano e quello cristiano, ma naturalmente evidenzia che quello musulmano non è il Dio trinitario. L'autore esamina tentativi di conciliazione tra Islam e cristianesimo e riflette anche sulla discendenza abramitica. Vengono citati episodi vari e si conclude parlando di una sorta di banco di prova dell'Islam per purificare il desiderio religioso dell'umanità, e quindi una sorta di Islam che ci porta al purgatorio per superare il purgatorio qui sulla terra, se possiamo dirla con una battuta. Angelica La Rosa, in un articolo dal titolo "La scuola italiana non è un porcile", critica duramente la terza stagione della serie Rai Un professore, accusandola di rappresentare la scuola in modo distorto e degradante. Infatti la fiction mostra un ambiente caotico, emotivamente disordinato, dominato da adulti immaturi, relazioni sentimentali confuse, dirigenti deboli e studenti senza guida. Gli insegnanti, invece di essere modelli autorevoli, appaiono come adolescenti irrisolti, la preside mostra fragilità e favoritismi, le trame si concentrano più sulle passioni disordinate che sull'educazione e la disciplina. E secondo l'autrice, questa rappresentazione nichilista non solo non corrisponde alla realtà, ma contribuisce a screditare il ruolo educativo della scuola, che nella vita reale
famiglia è luogo di responsabilità, di regole, di crescita morale e costruzione del carattere. La scuola vera, sostiene Angelica La Rosa, deve elevare, non assecondare la fragilità emotiva, deve formare e non riflettere la confusione della società liquida. Invece la fiction trasforma la scuola in un porcile emotivo, tradendo la missione fondamentale della stessa scuola. In un articolo dal titolo "Un cattolico coraggioso interrompe il delirio LGBT in chiesa", abbiamo raccontato quanto accaduto in una chiesa di Siviglia, in Spagna, dove durante una messa è stata posta sull'altare una bandiera LGBTQ. Il gesto, che è stato approvato addirittura dall'arcidiocesi e promosso da un gruppo cosiddetto inclusivo, ICTIS, ha provocato l'intervento di un giovane cattolico coraggioso che ha interrotto la celebrazione accusando il sacerdote di tradire la dottrina e di profanare lo spazio sacro. Servirebbero un po' di cattolici di questo tipo anche in Italia, possiamo aggiungere noi. Carissimo Semmi, abbiamo dedicato anche ben 5 articoli al suicidio delle sorelle Kessler. Li riassumo velocemente. In un articolo "Lo sdegno per l'ultimo atto terreno delle sorelle Kessler", Angelica La Rosa ci ricorda il suicidio di queste donne 89enni, gesto da loro pianificato nei minimi dettagli e accolto purtroppo da molti come scelta di libertà, ma invece di presentarlo con profondo dolore e sdegno, perché la decisione è un rifiuto del valore sacro della vita, della sofferenza redentrice e dell'abbandono alla volontà di Dio. Angelica La Rosa critica anche la loro carriera che ha promosso un modello femminile estetizzato e mondano, privo di profondità spirituale. Attilio Negrini, in un articolo dal titolo "Sulla eutanasia delle povere Kessler", presenta una storia volutamente enfatizzata. 2 gemelle tentano il suicidio, vengono salvate da un pompiere, poi ottengono da un medico una dose letale e muoiono. La redazione mediatica passa dal lodare il salvataggio al criticare il pompiere quando denuncia l'assurdità della libera scelta di morire. Il racconto allegorico di Attilio Negrini vuole mostrare la confusione mentale degli intellettuali contemporanei che giustificano l'eutanasia per conformismo ideologico. L'articolista denuncia anche la perdita della ragione, la manipolazione culturale e attribuisce tali derive anche allo zampino del demonio. Poi l'avvocato Dalida Di Dio, in un articolo sempre sulla morte delle sorelle Kessler dal titolo "Chi stabilisce il confine", affronta il tema dei limiti dell'eutanasia, denuncia la retorica che riduce il dibattito a progressisti contro cattolici bigotti e Dalida Di Dio insiste su 3 punti. La sacralità e indisponibilità della vita non è necessariamente un principio religioso, la società ha il dovere di fissare confini etici per evitare delle derive e dalle prime forme di eutanasia per malati terminali si è già scivolati verso il suicidio assistito di giovani depressi. La domanda centrale quindi per l'autrice è: chi decide il limite? Non può essere il singolo individuo, perché l'idea che io sono la misura di tutte le cose conduce al relativismo più pericoloso, mentre la libertà ha bisogno di leggi e di confini condivisi. Antonella Paniccia, sempre sulla morte delle 2 sorelle Kessler, riflette sullo stato della società in un articolo dal titolo "Siamo sull'orlo del precipizio". Una società, dice la Paniccia, che sembra perdere il gusto della vita e accettare passivamente menzogne e derive etiche. Racconta l'esempio di persone malate che lottano coraggiosamente e trovano forza nella fede e negli affetti, contrapponendole alla cultura della eutanasia. La Paniccia sottolinea la propria esperienza personale di malattia e gratitudine per la vita e dice che la radice del problema è l'assenza di Dio. Dove manca Dio subentra il vuoto. A proposito di Dio, Bruno Volpe, intervistando Monsignor Luigi Manzi, raccoglie un po' il suo pensiero. Il vescovo di Andria dice che, pur senza condannare le persone, bisogna criticare l'esaltazione mediatica del gesto del suicidio, perché è un gesto diseducativo e contrario al Vangelo. Fare spettacolo con la morte, afferma il vescovo, banalizza valori che andrebbero invece custoditi. E poi la Zarish Imelda Neno, in un articolo dal titolo "La parola libertà usata per definire la morte è rivoltante", riflette anche lei sulla morte delle gemelle Kessler e conclude il suo articolo temendo un mondo che romanticizza la morte e che dimentica la dignità fondamentale dell'essere figli di Dio. Carissimo Semmi, per concludere, citiamo anche un articolo pubblicato su Infobreak dal titolo "Il pericolo dell'Islam istituzionale", un altro articolo sempre su Infobreak dal titolo "Quando l'Ucraina divenne una pedina USA", e poi naturalmente anche noi abbiamo parlato della vicenda della famiglia dei Boschi di Chieti e abbiamo intitolato un articolo "Violati i diritti costituzionali della famiglia dei Boschi", e abbiamo anche riportato stamattina una riflessione di Jacqueline Masi Lanteri che rimpiange invece la felicità agreste della sua infanzia. Infine, carissimo Semmi, in un articolo dal titolo "Le ombre sulla riforma dell'articolo 609 bis", in un articolo abbiamo criticato la riforma delle norme sulla violenza sessuale, che introduce il concetto di consenso libero e attuale, perché la mancanza di definizioni precise su cosa sia libero o attuale rischia di creare incertezze giuridiche e discrezionalità eccessive nei giudici, e anche l'estensione delle condotte punibili
è ritenuta troppo vaga. L'inserimento della particolare vulnerabilità senza criteri chiari potrebbe ampliare indefinitivamente i casi considerati reato, confondendo dinamiche relazionali legittime con condotte criminali. E quindi si tratta di una norma troppo elastica e questa legge deve assolutamente non essere accettata, mentre purtroppo sappiamo che ha raccolto in una delle due Camere il voto positivo di quasi tutto il Parlamento. Quindi, cari politici, riflettete. Carissimo Semmi, grazie ancora per la vostra ospitalità e ci risentiamo lunedì prossimo. Buona settimana a tutti. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15 solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Grazie agli amici di Informazione Cattolica, ma complimenti a Gabriella Monti che è tornata davvero, ragazzi. Gli storici ascoltatori della nostra radio la ricorderanno. Lei, un'urlatrice del clan Celentano che ha fatto capolino su queste frequenze ancora forse 10-15 anni fa, e poi non ci ha più mollato? No, ogni tanto ci molla, sta via qualche annetto e poi ritorna di nuovo. Questa volta abbiamo insistito finché non è tornata, nonostante non sia più una ragazzina, ma ragazzi non vi molla, e ogni mercoledì alle 15 è dalla scorsa settimana ancora in diretta con la sua trasmissione Mi ritorni in mente, le dediche, le richieste come si facevano un tempo, ma soprattutto il bello è di essere in quel momento assolutamente trasversali, che siate comunisti o fascisti non ce ne frega assolutamente nulla, l'importante è che chiamiate e richiediate una canzone a Gabriella Monti. WhatsApp tantissimi al 340670969, magistrati che comandano tutto. Pare che nessuno decida niente senza di loro. Io volevo far analizzare il vino che avevo comprato, mi sembrava cattivo. All'ufficio di igiene mi hanno detto di fare un esposto prima di sapere se era buono. Illogico, scrive Silvio. Prima voglio sapere se è buono, poi decido come muovermi. Assurdo. E il consenso? Io, sottoscritta XXX, do il mio consenso. Ricetta ripetibile, valida fino al... Silvio, questa è un'idea, questa cosa della ricetta ripetibile, visto che esistono davvero, si faccia un consenso ripetibile. Chiedo a qualche avvocato, si può fare giuridicamente, per dire che c'è un po' di polemica a riguardo. Domani è il giorno in cui si ricordano le violenze contro le donne. Si è fatta una legge destra e sinistra d'accordo per rendere più difficile imbrogliare in sede processuale, perché si imbroglia molte volte la donna dicendole tu hai resistito senza dire nulla per troppi secondi, allora vuol dire che ti piaceva essere violentata. Che schifo. Però così facendo praticamente fregano completamente l'uomo, dicendo che noi dobbiamo dimostrare ogni 5 minuti che la ragazza, la donna con cui lo stiamo facendo fosse d'accordo. Praticamente impossibile. Buongiorno, la Boldrina non è Duca ma Ducia. Oggi lo ricordiamo sulla Verità, c'è un pezzo di Giordano che scherza un po' su questa faccenda e bisogna ridersi dietro, dobbiamo un po' ridere, altrimenti piangiamo. C'è anche un audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo qua. Vai. Ciao Sammy, in merito agli incidenti di Bologna. Allora, tu devi sapere che a Bologna ci sono più palazzi dello sport, nell'area metropolitana, e si poteva benissimo giocare a quello che si chiama il Pala Malaguti, in una zona quasi periferica, insomma, il comune si chiama Casalecchio, ma è sempre area metropolitana, comodissimo, con tanti parcheggi vicino a un centro commerciale, dove fra l'altro tenere l'ordine pubblico sarà molto più semplice, e invece di giocare nel Paladozza, poi fra l'altro un palazzo che tiene sugli spalti dai 12 ai 15.000 persone,
E invece, utilizzando il paradozzo 6.000 persone, una zona centralissima, tra l'altro cantierizzata perché hanno aperto il Naviglio di Bologna, quelle cose lì, insomma, di fatto dimostra che la volontà era quella proprio che succedesse questo. Bastava negare la manifestazione e il suo rassemblement e tutto sarebbe stato risolto. Il signor Lepore deve partecipare insieme anche ad alcuni esponenti della giunta che hanno partecipato a quel corteo a ripagare i danni. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Tanti WhatsApp al 340-6709-659. Memorizzate sul vostro cellulare questo numero perché vi serve in qualunque momento del giorno ma anche della notte. Sergio da Varese, ben ritrovato. Caro Semmi, per aumentare l'affluenza al voto, 1 voto via posta, 2 voto elettronico da casa. Prima o poi lo faremo? Io sono sempre del parere che regalare un biglietto della lotteria a tutti coloro che fanno il voto, che vanno a votare, è già un qualcosa che ti invoglia. Sembra una stupidata, ma noi italiani siamo stupidi. A proposito, votate, voi del Veneto, voi della Puglia, voi della Campania, c'è tempo fino alle 15. Dalle 15 in poi speciale direttona su Radio Libertà con i nostri speaker, i nostri giornalisti e soprattutto tanti ospiti per vedere chi vince e soprattutto come vince. C'è ancora un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Ciao Sammy, Pietro. Uè. Allora, tanti ragazzi magari non fanno più sport, non è per le nascite, anche perché ormai bisogna pagare tutto. È vero. I miei nipoti fanno scherma e costa abbastanza. E anche mi dicono a calcio, adesso bisogna pagare il tesseramento. Prima era tutto gratuito. E in più ti davano borsa, calzini, scarpette, tutto ti davano. Tutta. Adesso bisogna pagare tutto. Forse non è anche per quello. Ciao. Bella meditazione anche questa, bravo. L'astensione in Veneto è record, una regione sempre più cementificata, il disastro ambientale dei FAS, della superstrada pedemontana, le liste d'attesa per il medico di base, la gente rassegnata ha lasciato le urne e noi gli dobbiamo regalare un biglietto per la lotteria, andate a votare, dai. Scusa Sammy, quel nazista prima vuole a tutti i costi la guerra, poi perde e vuole che tutto sia come prima di iniziarla, è come dire hai perso al gioco ma io scherzavo e poi nessuno che risale al vero motivo per cui è iniziata questa guerra. Ci scrive Gio da Varese. Gomblottista padano, sui bambini di altra nazionalità il nostro governo non ha giurisdizione a proposito dei bimbi nella foresta. E poi un altro messaggio audio, sentiamo che dice questo sul cursore. Buongiorno Sammy, Buongiorno. qui Salvatore, sempre dalla Germania. Beato te. Niente, riflettevo un po' il discorso dei bambini strappati ai genitori per vari motivi, per socialità. Ma vi siete mai chiesti i testimoni di Geova, la socialità che fanno fare ai loro bambini, quali sono? Punto interrogativo, punto. Ma anche gli amici arabi, ragazzi, la socialità che fanno infilando il burka alle bambine o non facendole uscire assolutamente con altri personaggi e soprattutto di sesso maschile, le madri. Ma è vero che in quella zona vogliono fare un parco eolico e ce ne siano vari di questi stranieri alternativi con rispettive abitazioni? Sì, come vi dicevo, c'è paura anche da parte di altre persone che hanno scelto questa vita, che vivono in casolari un po' abbandonati in mezzo al nulla, che arrivino a controllare. C'è paura. Tra l'altro l'eolico non è ecologico manco per niente, perché quando il vento non è sufficiente ha un bel po' di generatori dietro che lo mantengono attivo. Guarda, se lo chiedi a un sardo sono incazzati neri in Sardegna su questo fronte. Ancora messaggi audio, sentiamo questo che dice. Buongiorno, 2 o 3 considerazioni. Allora, ieri sera ho visto 4 di sera, sì, su Rete 4, che c'era questo qui di Forza Italia lì, che si vantava che il centrodestra sta prendendo delle ottime misure contro questa criminalità, eccetera, di questi Maranza, eccetera. Ma dovrebbero veramente vergognarsi. Loro che volevano la cittadinanza, bastava che uno andasse a scuola, frequentasse qualche classe e darle la cittadinanza.
Chiarissimo, chiarissimo, senza pensare poi che la sicurezza è della Lega, punto e basta, ragazzi. Se fai una legge e poi la annacqui perché tu sei di Forza Italia, e allora quella legge non serve più a niente, perché quella legge verrà annacquata già dal Partito Democratico e dai suoi sgherri. Sapete a chi mi sto riferendo? Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Uffa! Dopo innumerevoli ore di ricostruzione della strage di Erba è evidente che si è trattato di un regolamento di conti per motivi di spaccio. Forze dell'ordine pasticcione, una magistratura ingorda di conclusioni hanno fatto il resto. Peccato per le due vere vittime, Olindo e consorte. Questa è l'Italietta democratica e antifascista. Qui ci riferiamo alla trasmissione di Giulio Cainarca, andata in onda dopo le 10, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Libertà. Vendetta trasversale di spacciatori occultata per evitare possibile sommossa popolare, scrive quest'altro. E ancora, Buondì, sono d'accordo sul fatto dell'esagerazione dei servizi sociali nei confronti della famiglia che vive nel bosco in Abruzzo e quindi ricongiungere l'intera famiglia, ma a mio parere è che i bimbi frequentino la scuola. Sì, e dico io, forse ci vuole un po' più di socialità, ecco, fare in modo che ci siano dei bambini della loro età che li vadano a trovare, che facciano un po' di compagnia, che facciano squadra, che si divertano insieme. Questo forse mancava? Appuntamenti da non scordare targati in Lega e poi me ne vado. Domani a Milano, domani lo sapete, il 25 novembre, si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Domani a Milano in Piazza Duca d'Aosta, all'incrocio con Via Pirelli, dalle 10 alle 13 celebriamo insieme questa giornata, parlando delle proposte presentate in Parlamento dal Dipartimento Pari Opportunità della Lega, reato di stalking online, aumento pene minime del reato di violenza sessuale, educazione al rispetto delle donne a scuola, divieto insegnamento teorie gender nelle scuole, solo donne alla nascita nelle competizioni sportive femminili, istituzione di un emolumento mensile di maternità. Ne parla Laura Ravetto e Nicole Dell'Aquila, che è responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità. Domani 25 novembre dalle 10 alle 13 Milano, Piazza Duca d'Aosta. Un altro appuntamento da non scordare, da mettere in calendario, per sabato prossimo 29 novembre alle 19:45 la cena provinciale della Lega al Pala Settembre di Chiuduno in provincia di Bergamo. Contattate la vostra sezione di riferimento. Questa sera alle 20:30 comunicazione istituzionale tra passato e presente, ottava lezione del corso di formazione politica organizzato dalla Lega Lombarda, pensato per rafforzare la nostra preparazione e consapevolezza amministrativa. Cercate la Lega Lombarda su tutti i link. Infine, 25 novembre, non sei da sola, una generazione che sceglie il rispetto e rifiuta la violenza. Appuntamento all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia, domani 25 novembre tra le 14 e le 17. Tanti partecipanti da ogni parte politica per parlare naturalmente di ciò che si può fare facendo squadra contro ogni tipo di violenza. Sammy Varin se ne va, come sempre, grazie a Francesco della grande pazienza e a voi per l'incredibile presenza, ma è una minaccia. Io ritorno domani alle 7:30.